Prosegue la presentazione delle liste in corsa per le elezioni amministrative di Nuoro. Stamattina, in una conferenza stampa ospitata nell'ex mercato civico, è stata la volta della lista dei Rossomori, che fa parte della coalizione di centrosinistra che sostiene la candidatura a sindaco di Alessandro Bianchi, insieme al PD, al PSI, a SEL, al Centro Democratico e al Partito dei Sardi e alla lista civica Bianchi Sindaco. Una condivisione piena del programma della coalizione che ripete l'esperienza già fatta dai Rossomori in occasione delle elezioni regionali. All'incontro sono intervenuti i candidati e i dirigenti del partito con in testa Davide Muledda. La direzione provinciale dei Rossomori ieri ha dato uno scossone alla campagna elettorale, accusando il candidato sindaco Andrea Suddu di aver copiato pezzi del programma da quello dell'ASL di Brescia. Una notizia che ha fatto rapidamente il giro della città, che ha suscitato la reazione del raggruppamento di liste che sostiene Suddu. Da un lato hanno rispedito l'accusa al mittente, dall'altro hanno sottolineato di aver riportato alcuni passaggi che sono stati presi da protocolli di governo di altre realtà virtuose e che sono stati consapevolmente inseriti nel programma. Ieri sera Andrea Suddu ha incontrato i cittadini nel corso di un happening politico organizzato in Viale Costituzione. Qui ha presentato il programma della coalizione che comprende 6 liste. Stasera invece Basilio Brodu, candidato sindaco per il centrodestra, ha incontrato i giovani nuoresi in piazza Sebastiano Satta. L'obiettivo è quello di capire quale città disegnare per il futuro delle giovani generazioni. Sabato invece saranno i socialisti a presentare la propria lista nel corso di un evento ospitato nell'Eurohotel.